Buongiorno e benvenuti alla 7ª edizione del Premio Istituto Veneto per Venezia. Ogni anno l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti assegna diversi premi nell'ambito culturale, per un totale di circa 70.000 euro, quindi sono diversi premi nel campo della letteratura, dell'arte, della storia, delle scienze, della medicina, eccetera. Il premio per Venezia, di cui appunto oggi c'è la premiazione, intende segnalare un articolo o un video riguardante Venezia che si segnali per l'acutezza dell'analisi della realtà veneziana colta nei suoi vari aspetti sociali, economici, naturalistici o artistici. E quindi chi ha voluto questo premio, il professor Mazzarolli, che era presidente che mi ha preceduto nel 2008, ha inteso dare voce al giornalismo che si occupa di Venezia e che capisce e identifica quali sono i problemi della città da una prospettiva che non è quella di chi vive a Venezia. Ecco. Quindi questo premio ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni Artistici e Culturali, della Regione Veneto, della provincia e del Comune di Venezia. E io ringrazio particolarmente il dottor Van Alderen, presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia, il dottor Pietragnoli, che rappresenta l'Ordine dei giornalisti del Veneto che sono presenti. E prima di passare alla cerimonia di premiazione darei la parola al dottor Van Alderen, che è stato testimone di diverse edizioni del premio e che quindi ha anche un po' il polso di quello che è stato il procedere di questo premio, che spesso ha avuto anche, non lo nego, qualche polemica accesa e poi magari rinfocolata a livello cittadino, ma che comunque non per questo ha smesso di essere bandito e attribuito. Lascio a lei allora. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Maarten van Aalderen, sono corrispondente del quotidiano olandese De Telegraaf in Italia e a parte questo sono presidente dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, che ha base a Roma. È la quarta volta che abbiamo ogni anno elezioni, è la quarta volta che sono stato eletto presidente e anche la quarta volta che sono qua, perché fedelmente ogni volta sono stato invitato qua e con molto piacere vedere che c'è sempre stata una buona frequentazione di questo premio, ma adesso vedo veramente la sala strapiena, quindi vedo che questo premio ha sempre più successo, sempre più partecipazione e questo mi fa moltissimo piacere. Anche perché ritengo che sia un'iniziativa dell'Istituto Veneto molto felice. Felice perché so, come presidente dell'Associazione della Stampa Estera, che se c'è un argomento, ci sono vari argomenti di cui la stampa estera in Italia parla sempre. E uno di questi è Venezia. Venezia è sempre importantissima naturalmente per la stampa estera. Venezia è famosa per il turismo, quindi dobbiamo sempre prendere in considerazione una città che conoscono tutti i nostri lettori, ma su Venezia si può scrivere in modi molto diversi. Io questi giorni, questo fine settimana, ho incontrato 2 volte, per caso, proprio colleghi miei della stampa estera, giornalisti inglesi, che di solito vedo sempre all'ufficio della stampa estera a Roma, ma adesso facevano la caccia ai vari star del mondo che erano venuti per il matrimonio di George Clooney. E quindi anche questo è una forma di giornalismo, un po' come paparazzi seguivano tutti questi famosi uomini, eccetera, volevano sapere chi era, dove, quando, eccetera, eccetera. Si può scrivere, si può lavorare come giornalista su Venezia in modi molto diversi. Uno è questo che in questi giorni, che tutto il mondo parla di questo matrimonio, ma naturalmente ci sono 1000 forme diverse. Per esempio la Biennale di Venezia. La Biennale di Venezia è una cosa che attira sempre tantissimi giornalisti in tutto il mondo, specialisti dell'arte. Un altro esempio è il Film Festival di Venezia, che ha una grande reputazione e ogni anno vengono tantissimi giornalisti sia da Roma, moltissimi dai nostri soci, ma anche dal resto del mondo, specialisti del film che vengono per il Film Festival. Si può scrivere, si può lavorare su Venezia come giornalista in modo molto diverso. Quello che io ho notato nel percorso di questi anni è che l'Istituto Veneto sceglie analisi acute, approfondite e critiche che riguardano Venezia. Mi sembra una scelta anche molto logica, anche perché gli altri esempi che ho nominato adesso sono esempi, che c'entrano poco con Venezia stessa. Il fatto che c'è qui un film festival, allora tu scrivi del film, quando c'è la Biennale, scrivi del Biennale.
Naturalmente i temi trattati dalla stampa estera riguardano anche cose che riguardano proprio Venezia, ovviamente. Per esempio, la cosa più gettonata nel percorso degli ultimi decenni è stata l'acqua alta, che è un problema naturalmente molto sentito, una città meravigliosa che rischia di affondare, e quindi abbiamo anche scritto spesso sui vari progetti che sono tentativi di risolvere questo problema, come il progetto Mose, naturalmente in primis. Abbiamo scritto naturalmente anche in tanti sul problema dello spopolamento, sul fatto che molti veneziani non riescono più a vivere qua, vanno alla terraferma, come si dice qua, a Mestre o perfino altrove, perché la vita a Venezia diventa sempre più difficile per gli autoctoni. Io devo dire che purtroppo ho anche scritto, io l'anno scorso quando ero venuto qua avevo fatto un complimento al sindaco Orsoni per la sensibilità che almeno dimostrava nei confronti della stampa estera, perché nel percorso degli anni abbiamo notato che ci sono sindaci di Venezia più sensibili alla stampa estera, che comunicano meglio con la stampa estera, e sindaci che non hanno questa comunicazione. L'anno scorso io avevo detto che il sindaco Orsoni aveva più volte avuto contatto con noi, era stato più volte con noi, quindi c'era stata comunicazione. Questo prescinde della valutazione sul suo operato, che è una cosa in cui non voglio entrare come presidente dell'associazione stampa estera. Mi rimarco di dire che naturalmente quando c'è stato il suo arresto, questa è stata una notizia importante di cui abbiamo scritto in tantissimi. In quel momento io mi trovavo al giornale d'Amsterdam, alla redazione, per caso, ero proprio lì. E appena girato questa cosa abbiamo tutti detto: questo lo devi scrivere, Marta, visto che sei qua, scrivi, eccetera. Ho fatto delle telefonate al suo portavoce, eccetera. Questa era una notizia abbastanza clamorosa, è una notizia di giugno, quindi di un po' di mesi fa, che è un cambiamento rispetto all'anno scorso. Purtroppo questo è brutto perché a volte, devo essere sincero, e so che voi siete anche aperti per critiche, siete molto onesti di questo punto di vista. A volte siamo meravigliati alla stampa estera dai tanti casi di corruzione, di condanne, di processi, eccetera. Adesso abbiamo De Magistris a Napoli. In questo caso si trattava quindi di finanziamento durante la campagna elettorale, di appalti per Mose, eccetera, e anche con Mose ci sono stati più volte, ci sono stati più arresti di appalti, su appalti, eccetera. Insomma, queste cose naturalmente non giovano alla reputazione dell'amministrazione di Venezia, purtroppo questo lo devo dire. Anche questo giornalismo scrive di queste cose. Quindi ci sono moltissimi elementi diversi di cui si può scrivere quando si scrive di Venezia. Il tema trattato dal collega Dirk Schumer è un tema molto sentito anche da diversi colleghi della stampa estera sulle navi da crociera e su come la popolazione locale percepisce questo in modo molto critico. Ci sono anche dati abbastanza allarmanti a proposito, di cui poi il giornalista parlerà. In questo caso i due vincitori di questa volta sono due, veneziani, perché innanzitutto la Benedetta Panison, lei è veneziana e anzi Stato veneziani che criticano, che amano Venezia e lo criticano. Anche il collega Dirk Schumer, che scrive per Frankfurter Allgemeine Zeitung, vive da tanto tempo a Venezia, quindi è diventato veneziano, parla peraltro perfettamente anche olandese, ho notato prima, che è una cosa incredibile. Comunque lui parla con cognizione di causa di Venezia, cioè sa molto bene, si nota di che città parla vivendo qua, quindi ha molti elementi extra nel suo articolo approfondito. E anche il video su Venezia, Come to Venice, si vede lì che nelle varie interviste che lei ha fatto a veneziani, questi veneziani parlano sia con amore di Venezia, ma anche di cose che non vanno di Venezia. Ho avuto l'onore di cenare ieri sera con uno di questi intervistati, e c'è sua moglie presente oggi qui in sala, che la saluto, quindi Dzień dobry, la saluto che mi sta in questo momento, mi saluta, la saluto anch'io. Quindi non voglio rubarvi altro tempo, ma voglio dire una cosa a cui tengo molto a dire. Criticare una cosa, una città, può essere una forma di amore.
E io penso che voi all'Istituto Veneto, nella scelta, nella selezione dei premi, sapete questo molto bene. Criticare una città può essere un bene per migliorare la città. E a volte voi avete premiato, spesso avete premiato anche degli articoli, perciò mi sono anche permesso di fare anche qualche nostra critica. Voi vi rendete conto che la critica, l'analisi critica, che sia in video o che sia in un giornale, è importantissimo nel giornalismo. Il giornalismo spesso critica, ma non è una critica, diciamo, distruttiva, è una critica che vuole che una città meravigliosa di Venezia sia migliorata, che si può migliorare. Penso che questa sia un'ottima scelta, penso veramente che avete sempre scelto nel percorso degli anni premi che hanno una sua coerenza, sempre che sono analisi critiche, approfondite, ma con un'intenzione costruttiva. E questo non posso che dire che questa cosa mi trovo molto d'accordo con questo. Io vi ringrazio l'attenzione e sono molto felice di essere qua. Grazie a tutti. Grazie dottor Van Alderen per queste parole che ci incoraggiano ovviamente in questa attività che non sempre è facile. Do quindi la parola adesso al collega professor Gherardo Ortalli che leggerà le motivazioni del premio. Prego. Questa è la motivazione elaborata dalla commissione giudicatrice che era composta dai soci dell'istituto, Gian Antonio Danieli, presidente, Lady Frances Clark, Lorenzo Fellin, Sandro Franchini, Leopoldo Mazzarolli, chi vi parla, Antonio Paolucci, Manlio Pastore Stocchi, Andrea Rinaldo, Pierre Rosenberg, Wolfgang Wolters e Alvise Zolzi. Le motivazioni sono queste. L'articolo di Dirk Schumer si inserisce a pieno titolo nella migliore tradizione culturale del giornalismo tedesco di qualità e, al di là del tema specifico trattato, è sostenuto da una sicura conoscenza delle realtà veneziane, maturata in una lunga e appassionata frequentazione della città, con un rapporto che da tempo si concretizza in interventi in grado di cogliere in profondità i meccanismi e i sentimenti del vivere cittadino e i suoi diversi livelli. All'acuta percezione di fondo di quella che indubbiamente considera la fortuna del poter vivere in Venezia si accompagna lo spirito criticamente affinato di chi sa cogliere i problemi reali, andando oltre le facili parole d'ordine. In questa prospettiva, l'articolo oggetto del premio, specificamente mirato alla delicata questione del traffico delle grandi navi e delle modalità del turismo, si propone come meditata analisi critica rispetto a scelte importanti per il presente e il futuro del sistema Venezia. Si tratta dell'articolo Der Kreuzzug, pubblicato sulla Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung il 17 novembre del 2013. L'altro premio è il video Come to Venice di Benedetta Panisson del 2013. Il filmato Come to Venice trascende il livello documentario presentando una sorta di diario intimo dove alcuni veneziani, cui volti sono nascosti, raccontano perché si vive a Venezia, che cosa manca, cosa è essenziale, cosa si ama e cosa si detesta di questa città. Le voci, vive e sincere, accompagnate sullo sfondo dal suono drammatico delle sirene dell'acqua alta, diventano voci collettive, espressione di un comune sentire, vincono i motivi per amare Venezia e resistervi nonostante i disagi. Ed il finale suono delle campane di San Marco libera il cuore dall'angoscia. Originalità di impostazione, ottima qualità delle riprese e del montaggio fanno meritare a questo filmato il premio Istituto Veneto per Venezia. Grazie. Bene. Adesso prego i vincitori di avvicinarsi per ritirare il premio alla dottoressa Panisson. Ecco, a lei e il dottor Schumer.
Adesso il dottor Dirk Schumer dirà qualche parola, commento. Io devo dire grazie alla giuria di questa istituzione, una giuria piena di tante persone illustre, mi sento molto onorato, ma in una giornata speciale come oggi vorrei anche ringraziare nostri amici veneziani, di cui tanti ci sono presenti qua, che ci fanno sempre più amare la città e vivere qua e sono un grande aiuto per uno straniero di vivere da 15 anni ormai adesso. Sul problema che mio collega Martin van Alderen, nog eens hartelijk bedankt voor de toegewante woorden. Che lui ha parlato. La critica di un giornalista sulla situazione in Italia per me, anche nel lavoro quotidiano, è sempre stato una cosa micidiale, delicata, perché devo sempre pensare al mio connazionale Johann Wolfgang von Goethe, che è arrivato qui come giovane scrittore e è forse una delle persone meno ciniche e più edoniste che hanno esistito in Germania. Allora lui ha mai messo il suo naso nei problemi degli altri, ma qui a Venezia proprio, dopo un giorno nel suo diario Italienische Reise, lui ha sviluppato un progetto per pulire la città. Allora vuol dire Venezia crea una inclinazione ai stranieri di migliorare la situazione, di riformare qualcosa. Intanto mia opinione personale è che la meraviglia di Venezia esiste come esiste ancora oggi sotto tutte queste minacce, ha da fare che queste riforme sono quasi mai state fatte. Allora un giornalista estero, chi vuole criticare Venezia deve sempre rendersi conto che ci sono limiti per uno che viene da fuori di sapere sempre meglio che gli italiani e i veneziani come fare. Venezia esiste come esiste anche, o forse piuttosto, grazie ai veneziani che hanno mantenuto questa città per secoli e secoli. Il problema del turismo di massa, che è il tema del mio articolo premiato, è specialmente delicato. Io mi ricordo sempre come più di 35 anni fa sono arrivato qui a Venezia con 16 anni con la mia mamma in un pullman dalla Carinzia per una giornata. Ci sono ancora le foto che abbiamo messo in nostra casa al muro di questo evento storico nella mia vita. È un giovanotto totalmente ingenuo in una canottiera con una macchina fotografica, e adesso vedo questi massi di turisti che mi vengono incontro in città, tutta l'arroganzia che mi viene ogni tanto quando le calle sono bloccate. Mi vieto questo sentimento, perché penso sempre: ma questo sono stato io una volta in questo gruppo, chi sono io di essere così presuntuoso, di dire no, via, questa città è mia e non è vostra? E in più come l'economia veneziana potrebbe esistere senza questi turisti? Vuol dire, nel mio scrivere penso sempre che è vietato di avere soluzioni radicali per questa città sensibile. Col turismo è così, che senza turismo Venezia non potrebbe esistere, si tratta dei limiti. E dobbiamo pensare se questi limiti non siano superati con sempre nuove misure, sempre nuovi mezzi di trasporto che fanno arrivare la gente qui a Venezia. Facciamo il paragone: il pullman di una volta di 35 anni fa dalla Carinzia con un timido e schivo ragazzo della Germania che ammirava Venezia conteneva 50 persone, e oggi forse sarei arrivato con 3.000 in una nave di crociera, e questa forse fa la differenza. Quante persone Venezia può reggere finché tutto questo ecosistema e sistema sociale davvero si travolge e non può più esistere come ha esistito fin oggi. Questa minaccia per l'esistenza di Venezia mi fa pensare spesso che un mondo in cui la città come esiste oggi non può più sopravvivere è sempre più pensabile sotto tutte queste minacce, ma questo pensiero, nonostante, è sempre più insopportabile. Grazie tanto.
Fede. Bene, adesso, prima di proiettare il video Come to Venice, inviterei la dottoressa Panisson a commentare o a dire le sue opinioni. Grazie a tutti. Sul microfono. Non potrò mai guardarmi in faccia. Dunque, ho iniziato questo lungo progetto, di cui il documentario è parte, con un senso di ribellione, di perdita e di amore. Concludo questo progetto, anche se non amo parlare di inizio e fine nei processi, con lo stesso senso di ribellione, di perdita e di amore. Desideravo realizzare qualcosa di assolutamente inattuale, perché attuale definisce, in senso concreto, ciò che avviene nel presente, che è conforme ai tempi che si stanno vivendo ed è perciò in perpetua scadenza. Essere attuali è per me una debolezza, e se è vero che la debolezza è il mancare di qualcosa, può divenire allora la pulsione a lasciarsi attrarre da ciò che è altro da sé. E in questo venir meno, la debolezza diviene la forza di un'opera. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto, un ringraziamento profondo all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e al Presidente, e un grazie di cuore ad Amerigo Nutolo, che da anni cura il ciclo completo di opere Come to Venice, di cui il documentario è sigillo e l'unica parte pubblicata. Il resto del progetto, ancora inedito, è ora pronto per essere condiviso con la comunità. Una curatela, la sua, più prossima all'amore, che alla cura intesa come terapia, quando le disfunzioni, i tic, lo zoppicare di un'opera vengono corretti affinché essa funzioni ipoteticamente meglio. È una forma di rispetto profondo nei confronti del corso naturale, della metodologia creativa, accompagnare un'opera nella totalità delle sue deformazioni, delle sue perversioni, della sua bellezza più tortuosa, durante il delicato passaggio che va dalla dimensione intima alla dimensione pubblica. Questi sono dunque i sostegni che attivano le energie di un'opera. Vi sono poi gli ostacoli, come la censura, l'interdizione, la stroncatura, che attivano a loro volta le energie di un'opera. Ringrazio dunque anche tutti coloro che hanno censurato o stroncato il mio progetto, perché non hanno fatto altro che saturarlo di energia. Respingendolo nell'ombra per ciò che esso vuole dire, hanno illuminato ciò che esso non può dire. Il sostegno e la condivisione attivano le energie espansive di un'opera, portandola alla luce. La censura e l'esclusione attivano le energie contrattive di un'opera, relegandola al buio. La manifestazione e l'immanifestabile compongono il movimento respiratorio di un'opera. Seguendo questo movimento di espansione e contrazione che ha accompagnato il progetto Come to Venice, voglio portare l'attenzione sulla capacità respiratoria di una comunità. È l'estensione del respiro di una comunità che mi concede, se ascoltato nel silenzio, di coglierne la gamma emotiva e la sua potenzialità. Le variazioni emotive di una comunità, così come di un individuo, oscillano tra due poli, la gioia e la tristezza. Triste è ogni passione che porta con sé una diminuzione della potenza di agire. Gioiosa è ogni passione che aumenta la potenza e la volontà di agire. In una comunità non assoggettata, questi due poli hanno anche la facoltà di mutare l'uno nell'altro. La tristezza diviene pulsione al cambiamento, alla ribellione, e la gioia tendenza alla conservazione, alla stasi. Prendersi cura di un sistema vivente, di un organismo, una comunità, sta nel rispettare l'espressione completa della molteplicità delle sue emozioni. In una comunità totale vi è la libertà di essere felici e la libertà di essere tristi, la libertà di riprodursi e la libertà di morire. All'opposto,
provocare passioni tristi, sfruttare passioni tristi, è lo strumento più efficace e subdolo che il potere possa mettere in atto nei confronti di una comunità. Provocare passioni tristi è determinante nell'esercizio del potere, nel manovrare gli umani, perché il despota sa che l'uomo triste è più debole, soggiogabile, manovrabile. Il carnefice ha bisogno della debolezza delle proprie vittime. È il meccanismo sadiano, che mi è particolarmente caro perché, pervertendolo, mi ha insegnato a comprendere che lo sguardo della vittima può essere crudo, potente, oscuro, audace, perché la vittima può guardare negli occhi il suo stesso carnefice. Chi accusa di vittimismo una comunità tormentata è il conformista, perché il conformista non ha il coraggio di vedere l'eccesso, di guardare ai margini, non ha il coraggio di essere disperato. In sintesi, colui che io chiamo conformista è emotivamente mediocre, perché è privo della libertà di percorrere gli stati emotivi nelle loro massime estensioni, di percorrere la comunità che lo circonda fin nelle sue piccole variazioni, nelle sue differenze. In una comunità umana, un gruppo sociale diviene diverso quando non costituisce una realtà maggioritaria in riferimento all'etnia, alla lingua, alla religione, al genere, all'età, alla condizione psicofisica. Se il rapporto quotidiano nella città di Venezia è di 3 turisti per ogni cittadino, i veneziani sono a Venezia dei diversi. Ma non è sulla differenza veneziana che voglio soffermarmi, ma anche sottolineare l'importanza delle minoranze all'interno di questa comunità di diversi. La bellezza e la gioia di una comunità non si misura dal benessere della sua classe dominante, ma si misura dal fiorire delle sue stesse minoranze, dalla moltiplicazione delle sue stesse differenze. Auspico che i governanti realizzino coraggiosamente che è molto più elegante confrontarsi con una comunità vitale e felice piuttosto che con una comunità spersa e debole. Auguro infine alla mia comunità e a me stessa di avere uno sguardo crudo, potente, oscuro, audace, per guardare nell'abisso con coraggio, per guadagnarci la libertà di esprimere le emozioni in tutta la loro estensione, perché queste siano fondamento di azione contro qualsiasi potere che voglia imporre tristezza e dominio. Grazie a tutti. Bene. Adesso vediamo il video e poi chiudiamo. Prego. Facevo l'assicuratore. Faccio pattinaggio artistico. Lavoro. Ci vivo, frequento la scuola e ci sto. Sto imparando delle lavorazioni artigianali e spero che diventino il mio lavoro. Sono artista visiva. Lavoro nel settore del turismo, diciamo.
una sala concerti. Io a Venezia ci lavoro. Io abito semplicemente a 200 metri dall'hotel e quindi casa bottega, giusto il tempo della sigaretta. Ho una piccola galleria d'arte. Non so cosa fare. E quindi adesso, essendo in pensione, praticamente faccio ciò che mi piace. Sono ritornato dal mio grande amore, diciamo così. A Venezia la cosa che mi piace di più è il fatto di poter stare da soli e in giro senza genitori e senza correre, diciamo, pericoli. Io mi ricordo perché andavamo in campo al mattino, quando non c'era scuola naturalmente, al mattino e tornavamo a casa la sera, sempre in campo. Il fatto di essere anfibia, acqua e terra, bellissimo, unico. Come la città è cangiante, no? È come se fosse incentrata proprio sul movimento umano, personale. Io amo molto anche la nebbia. L'acqua. Di Venezia amo il silenzio che purtroppo si riesce ad avere soltanto la mattina molto presto. Un po' tutti ci conosciamo, c'è molto contatto tra le persone. Ma la cosa che amo di più è la sua ambiguità, soprattutto la sua ambiguità di carattere sessuale. La cosa che amo di più a Venezia è quello di scoprirla di notte quando non c'è nessuno, camminare tranquilli. La laguna, il territorio che la circonda più della città in sé. Amo la città stessa che nonostante tutta la gente che l'ha vissuta, che l'ha invasa, che l'ha sfregiata, riesce a mantenere un'identità. La città e le sue pietre. Il fatto che Venezia sia ancora qui, ancora in piedi, e quindi ritengo tutta la città un miracolo di ingegneria al pari delle piramidi di Giza. La cosa che odio di più è la quantità di gente. E odio il suo essere così poco democratico in un certo senso. Non c'è una cosa particolare che odio a Venezia. Non lo so. Che ci sono pochi spazi aperti ai giovani. L'immobilità. A me piacerebbe invece avere
una città che da poter come usare, no? Da poter anche da usare e abusare. Invece Venezia alla fine è così delicata, così fragile, che ti dà sempre una sensazione di dover stare attenti, come di dover camminare un po' con le pattine, no? Come su un pavimento lucido. Non un museo a cielo aperto con i veneziani tutti quanti sbattuti in terraferma. Quelli che la mercificano oltremodo, a tutti i costi. Quelli che la usano un po' in modo come se fosse una prostituta, cioè che pretendono che dietro il pagamento ci sia un certo servizio. Abitanti, turisti, non c'è nessuna differenza. Diventerà una città fantasma che verrà aperta la mattina e chiusa la sera. Insomma. Mi dà fastidio che non ci sia, diciamo, futuro. Cosa più brutta? La cosa più brutta è che è troppo bella. Ecco qual è la cosa più brutta. Che è troppo bella e quindi la rovina. La cosa più brutta... È tutta bella Venezia. L'abisso che si crea tra noi che viviamo qui e chi viene qui a trovarci o a trovare la città. E la cosa più brutta è il fatto che molti, senza vivere a Venezia, vivano attraverso lo sfruttamento di Venezia. Negozi di borse. Vendono tutto quello che è vendibile e non rimane niente per chi ci vive. Mi ricorda ogni volta tutto quello che non conosco. Ti ridimensiona un attimo. Il mare è una cosa stupenda, ce l'ho dentro le vene. Per quello che vivo bene qui, perché sono nell'acqua e quindi è necessaria per me. Per me il mare è la vita, è la madre, è la maternità, non so, è proprio una sorta di culla. Adesso abito a Venezia, abitavo al Lido, avevo un ufficio casa che era di fronte al mare. È la più grande forma di energia. Ciò che la rende viva e ciò che forse la distruggerà. Mi piace proprio la costruzione delle barche, la guida delle navi, mi piace proprio. Conosco tanti veneziani che non sono mai saliti in barca o che non hanno mai vissuto la barca. Il mare da una parte è utile perché per noi abitiamo a pochissimo, ci mettiamo massimo mezz'ora per arrivare al Lido e possiamo subito andare in spiaggia, però da una parte per l'acqua alta è un po' fastidioso. Per me no, però magari per qualcun altro può dar fastidio. Il livello del mare sta salendo, sono preoccupato come tutti quanti
Non so se il MOSE funzionerà, secondo me no, ma non sono un tecnico o un ingegnere per poterlo dire. È un male necessario, ci sono sempre, a prescindere dalle strutture gigantesche, faraoniche che stanno facendo. È risolto, punto di domanda, perché stanno facendo delle cose, perché queste cose sono andate avanti, oppure è un'illusione? Secondo me le maree sono una cosa che a Venezia ci sono sempre state e sono fatte per esserci, però alcune opere che hanno fatto per, diciamo, renderle meno forti non servono a niente. Beh, io tornerei a scavare i canali come facevano nella Serenissima, che è meno costoso del MOSE e sicuramente più in linea d'onda con la natura. Per cui certamente regolarle può risultare indispensabile, toglierle no. Penso che sia una delle cose più divertenti che ci sono a Venezia. Quell'emozione magica in cui l'unico modo è per spostarsi è quello di camminare sulle acque. A Venezia mancano i veneziani. I veneziani sono spariti. A Venezia manca la vita vera dei cittadini. A Venezia mancano abitanti. Purtroppo è un dato molto allarmante e drammatico, perché sono circa 600-700 persone all'anno che spariscono, che se ne vanno. Adesso siamo circa 58.700. Se pensiamo che nel censimento del 1951 la popolazione residente a Venezia Centro Storico contava più di 170.000 persone. La vita quotidiana, i mestieri quotidiani. Secondo me mancano le cose per i cittadini. Non ci sono asili e strutture per gli anziani. A Venezia mancano porticcioli per imbarcazioni veneziane, mancano piscine, ed è assurdo che in una città di mare come Venezia manchino proprio queste due strutture. Le librerie e il cinema. Il fatto che i veneziani restino a vivere in città, che possano vivere in maniera adeguata, questo manca, cioè si vede tutto al miglior offerente, ma un'ambulanza su cui ho dovuto montare che non passava sotto i ponti, per esempio. Manca la volontà di portare avanti una città. Dei buoni governanti da troppo tempo. A Venezia mancano tantissime cose e per fortuna. A Venezia manca un castello, qualcosa di estremamente visibile, di così visibile che finalmente possa togliere gli occhi di tutti dalla città. Forse c'è troppa gente. Troppi turisti. direi turisti banalmente. Troppi turisti. Fa ridere perché io gestisco un hotel e quindi ho bisogno di loro per dare da mangiare alla mia famiglia. Non lo so, di troppo non ho idea. Non so, Venezia è di troppo. Di troppo, forse acqua. Le grandi navi da crociera. Ci sono troppi soldi. C'è troppa gente, ci sono troppi turisti. C'è troppo commercio.
Ci sono tanti negozi che erano utili a noi che non ci sono più, ci sono tanti negozi di maschere, secondo me inutili anche per i turisti. Ci sono troppissimi alberghi, negozi di vetro, negozi di maschere, cianfrusaglie varie. La pressione della massa che costantemente arriva ogni giorno si sente, e sempre di più purtroppo, si sente una pressione quasi fisica. E ne soffriamo noi come abitanti e ne soffre anche la città. Il poter camminare sicuramente, poter camminare e il poter sentire di essere autonomo con le tue gambe nello spazio. E il fatto che guardi la gente negli occhi quando cammini, non sei chiuso nel tuo isolamento di un'automobile. Giornalmente faccio anche 2-3 km a piedi, cosa che quando parlo con colleghi di altre città mi dicono tu sei pazzo, e poi li vedi invece che vanno alla mattina in mezzo allo smog a correre per buttare giù peso. Camminare soprattutto, camminare. Mi sembra che l'umanità abbia due gambe, chi è fortunato ad avere due gambe sia scontato camminare. Non capisco lo stupore altrui nel pensare che noi camminiamo. Vorrei che tornassero i veneziani a viverla. Ho paura che purtroppo di Venezia non resti altro che l'involucro. Colpa anche dei veneziani, di noi veneziani. Paura di non sapere perché sono finito qua. Io non posso fare a meno di lei. E solo due suoni potevano udirsi ovunque nell'isola. Una sirena d'allarme e una grossa campana. La sirena invitava a proteggersi dall'alta marea e la campana era meravigliosa. Bene, prima di chiudere volevo segnalare che il giorno giovedì 9 ottobre alle ore 10 si terrà qui il convegno pubblico Governare le acque, salvaguardia e gestione della laguna. Questo convegno è aperto al pubblico, come diceva, e nel pomeriggio l'ultima relazione, che alle ore 15:30 riguarderà i contenuti della nuova legge speciale per Venezia, che attualmente è in gestazione in Parlamento. Quindi chi fosse interessato è aperto al pubblico. Beh, grazie a tutti, complimenti ai vincitori e spero che queste due relazioni vi abbiano dato delle emozioni, insomma, e anche un po' aggiunto l'amore per Venezia che noi tutti portiamo nel cuore. Grazie, arrivederci.